Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Proseguiamo con la cronaca. Rapina al REM a Cosenza. I malviventi hanno sfondato la Saracinesca con l'auto, portati via cassaforte e contanti. Dopo qualche mese di tregua, un altro colpo della banda che utilizza il metodo dello sfondamento. Questa volta è toccato un importante esercizio commerciale sito nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza Sud. Le immagini a videosorveglianza hanno immortalato l'azione criminosa in modo molto dettagliato. Il comando è arrivato sul posto alle 4:30 a bordo di una Fiat Punto. L'autista ha effettuato la retromarcia a tutta velocità, sfondando la Saracinesca e permettendo ai complici di entrare all'interno dei locali e mettere a segno il colpo. Obiettivi dei malintenzionati: la cassaforte e la cassa. L'azione si è svolta in pochissimi minuti, giusto il tempo di trasportare il bottino sull'auto e ripartire a tutta velocità. Abbiamo scoperto il tutto alle 8 di mattina quando uno dei dipendenti è venuto ad aprire. È stato un furto con scasso, con una macchina hanno sfondato il tutto e hanno preso sia la cassaforte sia la cassa, però sono maggiormente i danni che hanno provocato per quanto riguarda la vetrina, tutta la merce che c'era dentro. Il mezzo è stato ritrovato abbandonato a qualche chilometro di distanza, sui sedili un cellulare trafugato nel negozio. Oggi si lavora per riparare i danni ingenti provocati dall'assalto, ma l'attività è ripresa quasi subito per volontari proprietari che hanno voluto reagire. Spero che li trovino al più presto per punirli, perché sono dei gesti che non si fanno. Perché qui in questa azienda lavorano tante persone, sono padri di famiglia che devono pure andare avanti, perché è importante nella vita capire quello che si fa, non quello che uno prende. Però il danno che provocano a questi ragazzi è importantissimo, a prescindere da quello che provocano poi all'azienda stessa. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza, che oggi hanno effettuato i rilievi. Non sarà facile risalire gli autori del furto, ma nei mesi precedenti l'attività delle forze di polizia ha portato a buoni risultati.